Parla uno dei bagnini aggrediti a Jesolo dalla baby gang trevigiana, 15 identificati su 30, in arrivo le prime denunce, mi sono permesso di dire che stavano esagerando e sono stato colpito da un pugno, ora abbiamo paura. Da via Roma, litorale, i bagnini che hanno reagito hanno detto non potete toccarci, siamo minorenni, se lo fate vi denunciamo, l'ira di Salvini, pene severe, senza se e senza ma, chi sbaglia paga. Dopo la presunta collisione sventata da due Boeing, uno in decollo e l'altro in atterraggio all'aeroporto Canova, è stata aperta un'inchiesta interna, la soluzione un radar all'aeroporto di Treviso. La tragedia di Povegliano in cui ha trovato la morte la 62enne Giuseppinello Brutto, chiesta dalla procura una perizia sui telefoni cellulari dei due ragazzi a bordo dell'altra auto. Licenziata dopo un grave infortunio sul lavoro, la Cassazione ordina il reintegro della dipendente di una COP che lavora in una caserma trevigiana, risarcimento di 50.000 euro, esulta il sindacato. Conto alla rovescia per il verdetto dell'inserimento delle colline del Prosecco nel patrimonio dell'umanità. Al via oggi la sessione del comitato che dovrà esprimersi sui nuovi siti entro il 10 luglio. Il festival Ritmo e Danze dal mondo di Giavara nel mirino del rappresentante della comunità marocchina Kezraji, basta ballare come scimmie. In un circo dice non è così che si fa integrazione. In funzione da oggi a Treviso la nuova applicazione per cercare e pagare il parcheggio in città, non tutti riescono però a scaricarla, nello store della Apple non è ancora disponibile. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi: baby gang trevigiana aggredisce per ritorsione 3 bagnini sulla spiaggia di Jesolo. Il gravissimo caso verificatosi ieri ha portato al momento all'identificazione di una quindicina di minorenni nei confronti dei quali il questore ha già annunciato misure molto severe. Sentite il racconto dell'accaduto dalla voce di uno degli operatori picchiati. Mi sono permesso di spingere questo ragazzo per fargli capire che stava esagerando e questo non ha fatto altro che girarsi e darmi un pugno in faccia. Paolo Coppo è il bagnino picchiato a Jesolo da un gruppo di minorenni trevigiani, una trentina quelli piombati in spiaggia, 15 al momento quelli identificati da polizia, carabinieri e vigili urbani. In partenza le prime denunce, mentre il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, annuncia sul litorale la stessa linea dura nei confronti delle baby gang messa in atto a Mestre. Tutto è nato da un rimprovero contro un ragazzo di origini magrebine, entrato in un'area vietata e delimitata da una catena. Ha reagito con il pugno, ne è nata una zuffa, sembrava finita lì, invece la banda di giovanissimi si è riorganizzata. Sono tornati a mezzogiorno e ci hanno minacciato e poi sono tornati alle 2:30 e mi hanno preso me come capo espiatorio, insomma, per fare quello che dovevano fare, e mi hanno picchiato una decina di persone. L'addetto al salvataggio mostra sotto il cappellino i segni del pestaggio. I lividi sono questi qua che si vedono sulla testa qua, e ho qualche botta sulla testa, ma cose che passano, diciamo. Quello che non passa è moralmente sono molto giù, perché vedi che ci sono dei ragazzi che non dovrebbero comportarsi così. Una banda di minorenni residenti tra Treviso e provincia, uno dei gruppi che gravita su via Roma secondo le forze dell'ordine. Un branco che non si è fatto scrupolo di compiere una selvaggia aggressione in una spiaggia gremita di persone. Dal mio punto di vista è stata una scena molto brutta, perché intanto la gente si è spaventata in una maniera incredibile e poi sti ragazzi che sono quindicenni non capisco perché hanno questi atteggiamenti arroganti e proprio da bande organizzate, insomma, che vanno in giro solo ed esclusivamente per fare questo. Loro sanno perfettamente quali sono le nostre possibilità nei loro confronti. Infatti più di qualcuno mi ha aggredito dicendo qua se mi tocchi ti denuncio perché sono minorenne, e quindi purtroppo tu ti trovi non puoi fare niente. Ora i bagnini hanno paura, qualcuno vuole andarsene. Coppo chiede a chi di dovere di intervenire per poter lavorare, dice in sicurezza. Venerdì il questore terrà in commissariato a Jesolo una riunione operativa per affrontare la questione, incontrare gli operatori del settore turistico e annunciare misure già definite molto severe. Dure le reazioni degli operatori turistici. Federconsorzi annuncia la volontà di costituirsi parte civile contro i responsabili dell'aggressione in un eventuale processo a loro carico.
Aggredire e mandare all'ospedale delle persone che stanno lavorando per l'incolumità pubblica e per salvare la gente da probabili o possibili annegamenti è assolutamente intollerabile. Faremo un consiglio della nostra federazione per costituirsi parte civile nella denuncia che è stata fatta da parte dello stabilimento in oggetto. Renato Cattai, presidente di Federconsorzi Jesolo, è furioso dopo la scorribanda in spiaggia dei minorenni che hanno mandato all'ospedale Tre Bagnini. Annuncia che l'associazione di categoria è pronta a schierarsi in sede processuale e invoca pene severe affinché episodi del genere non si verifichino un'altra volta. Noi possiamo arrivare anche al punto di accettare o di tollerare situazioni che si verificano sistematicamente tutte le settimane, magari il taglio del lettino, cioè l'atto vandalico ci può stare, ma l'aggressione fisica nei confronti di gente che è in spiaggia, che fa il proprio lavoro e tutela l'incolumità pubblica, questo non è assolutamente accettato dalla nostra categoria. Auspico che ci sia un blocco a queste persone di non venire più nella nostra località e vedremo anche di farci portavoce nei confronti delle altre spiagge del Veneto perché gli venga dato un DASPO, gli venga dato un allontanamento, perché di certa gente noi proprio non abbiamo bisogno. Condanna senza esitazione l'episodio il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che si interroga anche sulle iniziative educative da intraprendere per prevenire atteggiamenti del genere da parte di giovani e giovanissimi. Quanto alla sicurezza non è semplice, dice, monitorare un territorio come Jesolo. Certo controlleremo di più, però quelle sono le forze che abbiamo noi, abbiamo 50 vigili che devono fare di tutto, le altre forze di polizia hanno i numeri, forze dell'ordine hanno i numeri contatti anche loro, quindi certo noi controlliamo, quando ci chiamano corriamo, però Jesolo sono 15 km da controllare. Sta suscitando un vespaio di polemiche la notizia diffusa nei giorni scorsi di una presunta collisione sventata all'ultimo minuto tra due Boeing, uno in decollo e l'altro in atterraggio all'aeroporto Canova di Treviso. Dell'accaduto è stata aperta un'inchiesta da parte di ENAV e ENA, che presto, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Cortina al San Giuseppe, potrebbe essere montato uno schermo radar. Dalla prima ricostruzione fatta telefonicamente mi è stato descritto il caso in modo assolutamente molto ridimensionato e quindi pare che il clamore che si sta scatenando in realtà sia ingiustificato, però ripeto, nelle prossime ore saprò essere più preciso, perché quando mi confronterò con la struttura riuscirò a capire effettivamente cosa è successo. Comunque non c'è stato alcun rischio per i passeggeri e per i nostri cittadini. Ha chiesto subito spiegazioni il sindaco sulla collisione mancata all'aeroporto Canova del 7 maggio scorso. Una notizia diffusa solo in questo fine settimana che Save descrive come quasi una fuga di informazioni a fronte di un'inchiesta interna aperta all'indomani del fatto, che si può sintetizzare in due Boeing della Ryanair che avrebbero rischiato di scontrarsi, uno durante la fase di atterraggio e l'altro in fase di decollo, nella medesima e unica pista dell'aeroporto Canova. Una fase di voli che tra l'altro non viene gestita da Saver 3, ma dalla rete di controllori di volo, ovvero l'ENAV, che gestisce le torri di controllo. Ma per il sindaco poco importa che sia l'uno o l'altro ente. Treviso pretende delle spiegazioni per un fatto grave per l'incolumità dei cittadini oltre che dei passeggeri. Voglio capire nel dettaglio cosa è accaduto e qual è stato il problema tecnico e soprattutto quali sono le eventuali mancanze da parte della struttura aeroportuale in termini di sicurezza. Termine incandescente soprattutto per i comitati che da anni si battono per la chiusura dell'aeroporto e che dopo questo episodio rilanciano. Voi dite chiudiamo l'aeroporto e ne facciamo un camping. Beh, diciamo che comunque sarebbe una soluzione da un punto di vista anche economico vantaggiosa. Escludere l'aeroporto e utilizzare il territorio da un punto di vista turistico e ecologico sarebbe conveniente sotto tutti i punti di vista. L'esempio di Porto Tolle, la centrale a carbone che viene eliminata e viene sviluppato il territorio tramutandolo in un camping, è una soluzione non ideale, più che ideale. Un'eterna battaglia, quella dell'aeroporto di Treviso, che ha portato i comitati a contestare anche l'assegnazione delle Olimpiadi a Cortina del 2026. L'assessore all'ambiente di Treviso che ha difeso con le unghie e con i denti l'aeroporto. Ragazzi, l'aeroporto sta incrementando continuamente l'attività, tuttora. L'anno scorso, 2018, hanno fatto in media 63 movimentazioni al giorno. Al 31 maggio di quest'anno il consuntivo è passato a 66 movimentazioni al giorno. Mi dica lei se qualcuno con le unghie e con i denti cosa avrebbe dovuto fare. Sono solo ridicolaggini e basta. Cose ridicole.
Sta prendendo una strada diversa da quella ipotizzata finora l'inchiesta della Procura sull'incidente mortale di Povegliano il 7 giugno scorso, dopo le dichiarazioni rilasciate al nostro telegiornale dalla 21enne Giorgia Biglieri. Sembra allontanarsi l'ipotesi dell'incidente probatorio con una sorta di faccia a faccia tra i due ex fidanzati. Pare infatti che da Palazzo di Giustizia sia invece partita la richiesta di perizia sui cellulari dei due giovani per verificare sia la cronologia delle telefonate ma soprattutto la veridicità del contenuto dei messaggi. Uno dei punti di contrasto tra le versioni fornite da Giorgia e Christian sia su quello della sera che sulla natura del loro rapporto sentimentale. Cordoglio e incredulità, c'è salto per il tragico incidente di sabato in provincia di Ravenna che ha ucciso Walter Cembali, 72 anni, ex maestra elementare di Cessalto, e i suoi due figli Roberto, 32 e Federica, 33. La Fiat Punto su cui viaggiavano i tre si è scontrata violentemente contro un trattore poco dopo le 15 in provincia di Ravenna. Il padre, che ha insegnato da sempre nella scuola elementare di Cessalto, da qualche tempo era residente nel Ravennate, mentre i due giovani vivevano da anni in Emilia-Romagna. Ieri durante la messa domenicale il parroco Don Mauro Gazzelli ha pregato per tutti e tre, sia nella chiesa di Cessalto che in quella della frazione di Santa Maria di Campagna. Abbiamo recitato insieme ai fedeli il credo, facendo particolare attenzione al passo della vita eterna nel quale sono entrati Walter, Federica e Roberto. Inoltre durante le messe abbiamo recitato una preghiera dei fedeli proprio per loro. E tragedia a Segusino, un 25enne si è tuffato nelle acque del Piave subito dopo aver mangiato, ha perso i sensi ed il corpo è stato trascinato via dalla corrente. Sono stati gli amici a riportarlo a riva e tentare di rianimarlo fino all'arrivo dei soccorsi. Sono stati attimi drammatici. Il 25enne si è tuffato nelle acque del Piave tra Segusino e Vas subito dopo aver mangiato. Si è sentito male, ha perso i sensi, gli amici lo hanno visto sparire in un attimo. Il corpo trascinato via dalla corrente per diversi metri. Subito si sono tuffati in acqua per cercare il ragazzo. Dopo una decina di minuti lo hanno trovato e portato a riva. Immediatamente hanno iniziato la rianimazione, un massaggio cardiaco per circa 20 minuti, fino a quando è arrivato l'elicottero del suo M118. I soccorritori hanno tentato l'impossibile anche con un defibrillatore, ma per il 25enne di origini marocchine, residente a Valdobbiadene, non c'era più nulla da fare. Un'altra tragedia del Piave in quest'estate caldissima. Solo una settimana fa un altro giovane era morto dopo essersi tuffato nelle acque cristalline del fiume. Nicola Bertoli di Marghera, ritrovato dopo 5 giorni dai vigili del fuoco. Il 25enne marocchino era arrivato a Segusino in mattinata per un picnic con gli amici. L'allegria, il pranzo insieme e poi la decisione di fare un tuffo subito dopo aver mangiato. La tragedia si è consumata in un attimo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, che hanno raccolto le testimonianze degli amici e dei bagnanti che hanno assistito al drammatico incidente. Sembra certo che il giovane sia morto per annegamento, molto probabilmente provocato da una congestione. Informata la procura di Treviso, che potrebbe decidere di far eseguire l'autopsia sul corpo del 25enne. Sotto shock l'intera comunità di Valdobbiadene, che ha preso subito della morte del ragazzo. Cordoglio dal sindaco Luciano Fregonese. Ed ora l'incendio che ha interessato ieri pomeriggio una zona boschiva a nord di Cortina d'Ampezzo. Si è evitato il ripetersi di quanto accaduto, lo ricorderete a Taibone. Il rogo è ormai praticamente spento, vietato avvicinarsi. La situazione è buona perché ieri sera gli elicotteri hanno operato fino a quando era consentito dalle condizioni di luce e quindi il grosso dell'incendio era già spento. Da questa mattina presto gli elicotteri della regione stanno intervenendo, continuando a effettuare lanci. Siamo nella fase, a incendio praticamente spento, nella fase di bonifica. Dopo i momenti di preoccupazione vissuti nel primo pomeriggio di ieri è in netto miglioramento la situazione in zona Cortina, non lontano da Passo Cimabanche, dove un incendio ha interessato un tratto di bosco lungo circa 500 metri in località Zuoghe. In azione sono subito entrati i volontari antincendi boschivi di Auronzo, i tecnici dei servizi forestali e della protezione civile regionale e i vigili del fuoco, avvisati da alcuni escursionisti. Una tempestività che ha consentito di limitare il propagarsi delle fiamme
come i lati dell'incendio, che poi raggiunta la vetta non ha trovato altro materiale di cui alimentarsi. Impossibile intervenire da terra, si è dovuto procedere dal cielo con 4 elicotteri. L'orario dell'incendio, l'assenza di vento, l'immediato intervento dei soccorsi hanno evitato il ripetersi di quanto vissuto lo scorso anno a Taibon. Rimane in vigore il divieto assoluto di avvicinarsi per il pericolo di esplosioni, vista l'abbondante presenza di materiale che potrebbe deflagrare. A incendio completamente domato si potrà dire qualcosa sui danni, calcolati in circa 4-5 ettari di bosco bruciato, e anche sulle cause del rogo. Stanno facendo le loro valutazioni i vigili del fuoco, che sono intervenuti nella giornata di ieri insieme a noi, e ovviamente lascio a loro fare le valutazioni del caso. Non si sono, almeno per ora, sbottonati. Teniamo presente che in Veneto mediamente un incendio boschivo su 3 è di origine dolosa, quindi non è possibile escludere nulla al momento. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio e continuiamo con la cronaca. La stazione dei Carabinieri di Maserata nella serata di sabato ha arrestato un 22enne pregiudicato residente nel comune, accusato del reato di aver tentato furto. Il soggetto, di origine brasiliana, veniva notato armeggiare su un'autovettura Toyota Yaris parcheggiata in Pio La Torre a Maserata. L'immediato intervento dei militari consentiva di bloccare il giovane proprio mentre stava salendo sull'auto e di trarlo in arresto. Questa mattina è comparso davanti al Tribunale di Treviso per l'udienza di convalida. Piccola nota di colore: l'auto che stava per rubare era di proprietà di un carabiniere in servizio alla stessa stazione di Maserata. Era stata licenziata dopo l'infortunio sul lavoro. La Cassazione ha ordinato il reintegro della lavoratrice e ha condannato l'azienda a risarcirle 50.000 euro. È scivolata sul pavimento bagnato della cucina dove stava lavorando ed è stata costretta a rimanere a casa per infortunio, un lungo periodo necessario per curarsi. Si tratta della dipendente di una cooperativa di Reggio Emilia responsabile della ristorazione in una caserma militare di Treviso. L'azienda ha così deciso di licenziarla per aver superato il periodo limite massimo previsto per poter mantenere il posto di lavoro. È scattata così l'azione legale promossa dalla CISL. La risposta è arrivata, la Corte di Cassazione si è pronunciata: reintegro della lavoratrice al lavoro e risarcimento di 50.000 euro. La Corte Suprema, secondo il sindacato, ha anche chiarito un aspetto del Jobs Act controverso, ossia il limite entro il quale è possibile impugnare un licenziamento, cioè i 180 giorni e non, come sostenuto dal datore di lavoro, i 90 indicati dalla riforma del governo Renzi. Si tratta, dice la segreteria generale della CISL di Belluno Treviso Cinzia Bonanne, di un risultato straordinariamente positivo, in primis per la lavoratrice che ha subito l'ingiustizia di essere licenziata dopo essersi fatta male lavorando, in secondo luogo perché grazie all'azione legale da noi promossa è stata chiarita una volta per tutte, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, l'interpretazione di una parte normativa del Jobs Act che era ambigua e sulla quale la magistratura non si era ancora pronunciata. Ed ora il conto alla rovescia per l'inserimento delle colline del Prosecco nella lista dei patrimoni tutelati dall'UNESCO, un verdetto atteso da tempo che potrebbe cambiare l'economia del quartier del Piave e non solo. Tra poco più di una settimana sapremo se le colline del Prosecco saranno patrimonio UNESCO. Inizia di fatto oggi a Baku, in Azerbaijan, la 43esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale che si concluderà al massimo il 10 luglio. 10 giorni per stabilire quali saranno i nuovi siti che entreranno nella lista UNESCO dei beni culturali, materiali ed immateriali da salvaguardare e promuovere. Attualmente sono 35 le località in attesa di valutazione, dai resti di Babilonia in Iraq al santuario degli uccelli migratori in Cina, dal telescopio di Lowell in Gran Bretagna all'antica città di Bagan in Myanmar, senza dimenticare la strada alpina del Grossglöckner in Austria. E naturalmente le colline del Prosecco italiane, che nell'ultimo miglio verso l'inserimento in questa lista unica al mondo saranno seguite in prima persona dal governatore Zaia, come lui stesso aveva annunciato al ministro Toninelli all'apertura del Ponte della Priula. Poi ministro, guarda, ti dico l'ultima roba, queste sono le colline del Prosecco. No, volevo dire una roba. Il 4 luglio io vado in Azerbaijan. Voi sapete che è 10 anni che seguo questo dossier, finalmente hanno dato parere favorevole, spero di tornare a casa col patrimonio dell'umanità per i 15 comuni del Prosecco.
Attualmente in tutto il globo sono ben 1092 le località che secondo l'UNESCO sono da considerare come patrimonio dell'umanità. Una sorta di bollino decisamente importante per il bene che lo ottiene, perché una volta che un monumento o un'area è riconosciuta come patrimonio collettivo, l'UNESCO si impegna ad aiutare il paese in cui si trova a proteggerlo e valorizzarlo. La classifica siti UNESCO premia l'Italia al primo posto per i riconoscimenti, seguita dalla Cina e dalla Spagna. Un riconoscimento importante per l'Italia, ma che non è gratis. Il nostro paese è infatti tra i maggiori contribuenti dell'UNESCO. Solo l'anno scorso ha versato al prestigioso istituto oltre 12 milioni di dollari. Ed ora a Giavera, dove ieri si è chiusa l'edizione 2019 del G-Festival, ritmi e danze dal mondo, e dopo 13 anni dall'avvio arrivano forti critiche proprio dal mondo dell'immigrazione. Nemmeno il tempo di chiudere l'edizione 2019 che già piovono le critiche sul festival multietnico che dal 1996 viene organizzato a Giavara del Montello. E a lanciarle non un'organizzazione sovranista o politici di destra, ma uno dei volti dell'immigrazione di prima generazione, che non usa mezze parole per l'iniziativa voluta da Don Bruno Baratto. Queste mega feste che si fanno ogni anno per rendere noi, io ho detto delle scimmie e non sono, lo ripeto ancora, lo ribadisco ovunque, e con questo caldo credo che le persone fanno qualche fatica a ballare ancora. Basta fare le scimmie che ballano per confermare che esistiamo, ribadisce Kerzragi, per un evento che in questi 13 anni non ha avuto il coraggio di rinnovarsi. Non siamo più scimmie che ballano perché bisogna un po' coinvolgere anche su altre forme, diciamo, più anche innovative. Il circo non va più bene perché comunque noi non aspettiamo da altre che per lavarsi la coscienza viene un giorno o 2 giorni a passare con noi. E Kerzragi sottolinea di essere la voce di tanti immigrati integrati che non vogliono più pietismo mascherato da finta solidarietà, ma un vero e proprio cambio di passo, perché da un unico grande evento si passi a piccoli eventi ma distribuiti tutto l'anno e in tutta la Marca. Oggi come oggi non è più valida quella formula, perché è una formula che andava bene 30 anni fa. Ma oggi bisogna creare con le autoctoni delle realtà piccole a fianco delle piccole iniziative che possono dare un senso. Una mentalità che deve cambiare e per questo il volto dell'immigrazione nella Marca chiede a Don Baratto di fare un passo indietro. L'appello di Don Bruno Baratto credo che lui è anche un bravo interlocutore della Chiesa, che lascerà qualche altro giovane diciamo prete che può avere anche altre notizie e altre anche forme. Ed ora torniamo a Treviso, voto telematico alle Stefanini bocciato, il sistema è andato in tilt, sono stati pubblicati voti sbagliati, qualche palpitazione per dei genitori, ma poi il messaggio sul sito del preside, aspettate e a scaricare il documento, ci scusiamo per il disagio. Esame di terza media finiti, l'ora dei voti e delle meritate vacanze per gli studenti, ma qualcosa non è andata per il verso giusto e sul sito sono apparsi i voti che a quanto pare non erano quelli giusti. Qualche palpitazione per dei genitori che davanti al computer hanno sgranato gli occhi, qualche ragazzo, forse per un attimo, ha visto sfumare il tanto sospirato motorino promesso dalle famiglie, oppure un viaggio sognato dopo l'anno di studi ed esami. Ma tutto questo è stato per un breve momento perché il preside si è accorto dell'inghippo nel sistema ed ha subito fatto pubblicare un messaggio. Non stampate il documento, ci scusiamo per il disagio. Ecco cos'è accaduto. Invece di prendere il voto finale dell'esame, con questo codice tecnico della piattaforma andavano a prendere il codice di ammissione all'esame, quindi c'è il certificato delle competenze con riportato il codice il voto di ammissione e non il voto finale. In pratica il voto finale è dato dalla media tra il voto di presentazione e la media dei voti delle materie dell'esame, ma tiene a precisare il preside, nessuno si è visto abbassare i voti. Sono una ventina che verranno cambiate, di solito per eccesso, come per esempio se uno ha preso 10 lode non compare, perché anche se uno è stato ammesso col 10, la lode non era comparsa, invece adesso compare. Insomma, tutto è finito per il meglio e i ragazzi possono andare in vacanza, per loro dal prossimo anno inizia una nuova avventura.
1° luglio operativa da oggi la nuova app sosta del Comune di Treviso che non tutti però hanno potuto scaricare. Primo giorno con intoppo per la nuova app della sosta messa in campo dal Comune di Treviso per consentire a chi arriva in città di individuare i posti auto liberi, farcisi accompagnare dal navigatore e pagare il parcheggio sempre tramite smartphone. Servirà del rodaggio come per tutte le novità. Chi l'ha sperimentata, incuriosito, l'ha trovata un po' macchinosa. In tanti l'hanno scaricata fin dal primo mattino. Non tutti in realtà hanno materialmente potuto farlo. Se è stato immediato l'accesso per gli apparecchi con sistema operativo Android, l'applicazione non è ancora disponibile per gli iPhone nello store della Apple. C'è qualche problema legato al fatto che noi abbiamo spedito l'app in tempo utile sia a chi usa Android che usa il sistema iOS, cioè per l'iPhone e per tutto il sistema Apple. Stiamo aspettando che loro la pubblichino, noi non abbiamo più in mano l'app, è di loro gestione, il Comune non può entrare sicuramente, ma nessun altro può entrare all'interno dei loro sistemi, dicono che stanno lavorando, è questione di poco tempo. Ci vorrà dunque qualche settimana di attesa. Abbiate un po' di pazienza, sarà colpa del caldo anche per la società di Cupertino. Non perdetevi questa sera a Ring in studio Alberto Villanova della Lega, Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle, Giacomo Nilandi, Sinistra Italiana e membro dell'equipaggio di Mediterranea e l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del PD, in collegamento da Strasburgo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione africana inizia a cedere, sia pure lievemente. Ecco che dunque le nostre regioni saranno interessate da qualche passaggio temporalesco. Vediamo il dettaglio di martedì 2 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque. Dal pomeriggio avremo qualche acquazzone sui settori alpini in locale sconfinamento alle pianure. Attenzione perché i fenomeni potrebbero risultare anche intensi e accompagnati da grandine. Temperature minime tra 17 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto caldi, oscillanti tra i 28 e i 35 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino e con qualche rovescio sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso attenzione a possibili temporali intensi. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime comprese tra i 29 e i 33 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino, poi il contrasto termico causato tra correnti d'aria fredda potrebbe causare fenomeni temporaleschi anche violenti e con locali grandinate. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime tra i 30 e i 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.